Entra nel vivo la funzionalità dell'applicazione Immuni, strumento smart per il tracciamento dei contatti al fine di prevenire il diffondersi del coronavirus. Da lunedì 15 giugno l'app è ufficialmente funzionante in tutto il territorio nazionale, dopo un periodo di sperimentazione in Liguria, Abruzzo, Marche e Puglia. Già 2.200.000 italiani l'hanno scaricata, ma da oggi entrerà in pieno servizio per tutta la popolazione. Il download è semplice e gratuito ed il funzionamento si basa sulla tecnologia Bluetooth, senza la registrazione di dati sensibili. A chi si è trovato a stretto contatto con un utente risultato positivo al virus, l'app invia una notifica che lo avverte del potenziale rischio di essere stato contagiato. La piena operatività dell'applicazione giunge in un giorno simbolico, il 15 giugno, termine ultimo del lockdown per quasi tutte le attività. Un giorno che in Veneto sancisce la riapertura di teatri e cinema e l'ingresso in quella che è stata definita fase 3, caratterizzata dal progressivo ritorno alla normalità. Un passo ulteriore rispetto alla fase 2, supportato dall'andamento dell'epidemia. A lunedì mattina nessun nuovo caso è stato registrato, mentre un solo paziente positivo è stato ricoverato in area non critica. È ovvio che tutto non può prescindere dall'andamento epidemiologico, dai dati sanitari che abbiamo, che ad oggi sono buoni. Cioè, voi vedete che abbiamo un positivo, numeri invariati in terapia intensiva, calo dei ricoverati e quindi si va sempre verso la direzione di positività. Confermando il nostro modello matematico che ci dice appunto che alla volta di fine giugno dovrebbe sfiammarsi tutta questa parte. Vi ho fatto vedere ieri, siamo passati da quasi 2000 pazienti ricoverati a oggi sono 270 se non ricordo male. Un quadro confortante, ritratto anche da Domenico Scibetta, direttore generale dell'ULSS 6 Euganea, che in conferenza telematica ha dichiarato la sostanziale liberazione dal virus delle strutture ospedaliere, condizione che però non permette di abbassare la guardia. Condividiamo l'ottimismo, ma è un ottimismo colorato di prudenza, come se il virus stesse bussando alla nostra porta. Inizia da qui la pianificazione della fase 4. Entro il prossimo 15 luglio la Regione Veneto si impegna nella redazione di un piano sanitario per fronteggiare la pericolosa sovrapposizione di coronavirus e influenza. Il prossimo autunno bisognerà infatti saper distinguere velocemente un paziente affetto da Covid-2 da uno semplicemente influenzato e per farlo si stanno studiando procedure ad hoc al fine di evitare la confusione. Andrea Vianello, direttore di fisiopatologia respiratoria all'azienda ospedaliera di Padova, presente alla quotidiana conferenza regionale, ha raccontato la sua esperienza clinica in prima linea contro il virus, esprimendo comunque le sue perplessità circa un ritorno pandemico con la stagione fredda. Lo scenario autunnale è uno scenario preoccupante dal punto di vista organizzativo se non ci saranno degli strumenti più forti e più rapidi per chiarire le cose. Io non so se noi saremmo in grado di sostenere di nuovo l'impegno e la fatica che ha richiesto il periodo che abbiamo vissuto, però io sono convinto che a questo io penso che non si arriverà più.